Vogliamo chiarezza sì, perché vogliamo che sia libero il campo da responsabilità mediche o di professionisti, e contemporaneamente vogliamo far chiarezza anche di fronte alla famiglia, perché siamo anche noi rimasti attoniti di fronte a questo caso. Una giovane mamma che ha perso la vita, 5 operatori dell'ospedale d'Oderzo sotto inchiesta con un'accusa molto pesante. Anche la direzione dell'ULSS 2 si augura che per il bene di tutti si faccia presto chiarezza sulla morte della 34enne Francesca Schirinzi. È un episodio triste, siamo vicini alla famiglia come sono vicino ai miei collaboratori. Sono 3 medici e 2 ostetriche che sono persone, professionisti validi, che hanno fatto sempre bene il loro lavoro, e c'è la vicinanza anche a loro da parte dell'azienda, da parte mia, proprio per sostenerli, perché provate a immaginare quanto possa essere difficile per uno che fa questo lavoro per passione, cioè il medico, il ginecologo, che è un lavoro difficile, o l'ostetrica, trovarsi in una situazione come questa. Quindi il massimo sostegno nostro e anche il nostro massimo supporto. Sotto inchiesta gli specialisti dell'equipe medica del reparto di ostetricia e ginecologia. Un atto dovuto seguito all'esposto della famiglia. Domani l'autopsia sul corpo di Francesca, affidata al medico legale Antonello Cirnelli e ad altri 2 specialisti, un ginecologo e un anestesista. Presenti anche i periti di parte nominati dalla famiglia e lo zio del marito della 34enne, anche lui medico. Si cercherà di risalire all'effettiva causa del decesso e con essa ad eventuali responsabilità mediche. Nel confronto con gli ispettori della regione non sarebbero emerse anomalie, secondo il direttore dell'ULSS Benazzi. Adesso arriverà la relazione, a noi pare che da questa ispezione sia andato tutto bene, cioè i processi, le procedure sono state tutte rispettate.